Parlamento, quando i 10 saggi nominati ministri diranno: signori, i rimborsi elettorali ce li teniamo, e faranno uno là, sai come si chiamano? Là. Signori, la magistratura avrà pochi strumenti perché le intercettazioni le stiamo bloccando, un'altra là, faranno delle ora così. Però questo paese è finito. Io lo giro in mezzo alla gente, nella piccola e media impresa. Chiudono migliaia di aziende mensilmente, centinaia al giorno, non ce la fanno più e allora mi pongo un problema. Ma se c'è tutto questo disastro qua, perché c'è ancora gente che votano su Berlusconi? 9 milioni, perché non è il problema di Berlusconi, guarda, lascia stare Berlusconi. Perché hanno paura, viaggiano sulla paura. Noi siamo la nazione più vecchia in assoluto che c'è in Europa, forse del mondo. Abbiamo oggi più 65 anni che 20 anni e lo vediamo dalla classe politica. Noi avevamo scelto un anziano di età, ma giovanissimo. Noi avevamo detto: scegliamo un presidente per tutti, no? La Gabanelli, era stata scelta per prima la Gabanelli. Poi magari non l'ha accettato per ragioni sue. Subito dopo un uomo che ci invita a tutto il mondo, che è Gino Strada, che è a operare in tutto il mondo negli ospedali. Abbiamo scelto questo. Poteva essere un cambiamento. E poi Gino Strada ha fatto un endorsement a quello dopo, e quello dopo era il professor Rodotà, che io conoscevo così e così, l'ho anche criticato per la sua pensione sul blog. Però ho visto il curriculum, ha un curriculum da qui a laggiù. È un uomo che era di fuori dalla politica. È un uomo che sarebbe stato la garanzia istituzionale dei valori normali, dell'onestà, della fiducia di tutti gli italiani, sinistra e destra. E invece scelgono di nuovo un presidente che garantisce il potere giudiziario di questo paese, salvare il culo a Berlusconi e salvare il culo alla sinistra per il monte dei passi di Siena. E voi avete sulla coscienza questo. E parliamo del 200 euro delle ricevute della Lombardi che non tornano, lei si preoccupa e dice: Dio mio, come farò a giustificare 200 euro? Siamo un po' pazzi, eh? E poi il Monte dei Passi di Siena, dove mancano 21 miliardi, non se ne parla più, dove c'è il ragazzo. Dove ci sono dentro tutti i vertici del PD dal 95 a oggi, dove ci sono i Letta dentro, perché la JP Morgan ha incaricato Letta per comprare una banca, tanto vende da 3 miliardi e pagarla 10, dove lo scudo fiscale è stato fatto insieme dalla destra e dalla sinistra. Noi sono anni che abbiamo detto questo, ma la cosa più ingiusta che vi dovete dire e che vi dovete fare è che siamo noi l'artefici di questo casino, quando noi l'abbiamo sempre detto. Loro hanno inciucciato per 20 anni. Se andate a vedere i giorni che ha governato Berlusconi e la sinistra più o meno sono identici, l'1% di differenza. Si sono passati la borraccia come coppie e banche. E lo vediamo nello scudo fiscale. Poteva cadere il governo Berlusconi della legge più infamante di questo paese. Ci ha pulito col 5% di tasse tutti i capitali strani. E non sono capitali di imprenditori. Qual è quell'imprenditore che si porta i soldi fuori, si fida così e li riporta in Italia col 5%? Dove? Sono capitali andati fuori di tangenti di banche gestite da parte dello Stato, che sono attualmente al governo. Allora, vogliamo poi parlare delle 200 euro? Parliamo delle 200 euro. Mi devo calmare, io grido troppo, lo so. Io sono l'uomo più pericoloso d'Europa. Sono l'uomo perché io volevo solo dire alcune cose. E sono sempre stato ingabbiato, estrapolato una parola, ne sono un titolo. Persino le interviste al New York Times vengono cambiate quando si traducono in italiano. Persino a Focus tedesco, ho fatto un'intervista che è arrivata in Italia completamente cambiata. E allora noi abbiamo un paese che sta in frantumi, con ancora questa prima repubblica. C'è stato un momento di cambiare, che è stato ieri, ma sinceramente non ha risposto la gente. Io non mi aspettavo che rispondesse, perché i 9 milioni di italiani che votano ancora di qua e di là, che hanno paura del cambiamento, galleggiano sulla crisi. Ci sono quelli che galleggiano, i prezzi sono bassi, i low cost.
Magari abbiamo 20 milioni di pensionati e 4 milioni e mezzo di impiegati statali. Magari una parte di questi non vuole, ha paura di cambiare. Ma fino a quando? Fino a quando crederanno a uno che ti dice ti do indietro l'IMU, nostra IMU 3 miliardi e 9 che è servita a coprire un buco nel Monte dei Paschi, che siano i loro buchi con il nostro sangue e i nostri sacrifici. Fino a quando crederai a uno che ti dà indietro una cosa, con un set di pentole e delle federe? Fino a quando crederai a queste cose? Ma ci credono, non è che ci credono. Hanno paura di non credere, hanno paura di cambiare. L'altra metà dell'Italia ci sono milioni di persone che se ne sono andate, che se ne vanno. 1,5 milioni di giovani non ci sono più, senza lavoro, esodati, gente che vive con 500-600 euro al mese, che sono la nostra parte. Da cui noi cerchiamo di dire, bene, bisogna andare subito al governo a fare un reddito di cittadinanza. Mi hanno preso per il culo gli economisti che parlano di spread. L'economia ci deve indicare cosa produrre e cosa non produrre, non parlare di finanza. Lo spread ci ha preso per il culo per un anno con lo spread. C'è l'ingovernabilità, i mercati saranno depressi, i mercati sono andati benissimo, lo spread non si è mosso e l'asta dei BTP li hanno venduti tutti, senza governo e senza Parlamento. Pensa cosa contano questi cose dell'economia. L'economia deve decidere che cosa produrre. Io voglio mettere in cassa integrazione il cemento, il fatto del petrolio, i supermercati, le autostrade e i camion, non le persone. Le persone vanno salvate subito, con un reddito di cittadinanza come nei paesi civili. Si fa un minimo. Prenderemo una commissione per decidere che minimo. C'è gente che lavora e non riesce a vivere, commesse, ne conosco migliaia, gente guardiani, parrucchieri, lavorano, magari 10 ore al giorno, ma non ce la fanno. Bisogna che lo Stato si faccia vedere in questo paese. Non c'è più Stato. Sono i miei comizi questi, scusate. Ma quando i giornalisti mi dicono, beh, ma cosa vuoi fare tu subito? E dico, reddito di cittadinanza, piccola e media impresa. Sì, ma questo sono cose che dicevi nella campagna politica. Ma cosa vuoi fare sul serio? Ma come sul serio? È questo. Non sono abituati a noi che diciamo quello che facciamo, non sono abituati a noi che andiamo in Sicilia e rimangono tutti sotto shock perché prendiamo la Sicilia, il primo partito di Sicilia, 15 entrano nel Parlamento, si tolgono il 75% dello stipendio e con quello finanziano le piccole e medie imprese siciliane. Le abbiamo già fatte queste cose e noi siamo, veramente siamo, dovrebbero ringraziarci. Io ieri sera potevo venire nelle piazze, ma c'era un'agitazione, al dico che sconsigliavo, e allora stavo fremendo, perché io non ho paura, ma ho paura che la mia presenza possa dileguare in violenza, quindi io non voglio entrare in questo sistema, non voglio entrare